questa senza ombra di dubbio. Cercare una sorpresa potrebbe essere, ma forse Clarissa Lewis col numero 1 potrebbe essere una sorpresa possibile, ma faccio fatica a trovare un secondo cavallo comunque. Sì. Clarissa Lewis, Crackstack, Chicca degli Ulivi, Cico dei Daltri, Cortone Lady, Commander Crow, Capunca, Copper WF, Commodore Orsi in seconda linea, macchina che accelera, partiti, Crackstack subito in vantaggio nei confronti di Clarissa Lewis. All'esterno rimane per il momento Cico dei Daltri, che riesce poi a parcheggiare mentre sbaglia al comando Crackstack. Numero 2 Crackstack squalificato dopo 100 metri di gara, quando era al comando. Così in breve Cico dei Daltri va su Clarissa Lewis, si presenta, ottiene strada ed è quindi leader, ma c'è già Colbert WF che incombe. Lo scatto di Colbert WF che si porta su Cico dei Daltri dopo i primi 400 in 30 e sulla curva attacca. Colbert WF il nettissimo favorito, mentre c'è l'errore di Clarissa Lewis che era seconda alla corda. 45-2 il passaggio ai 600, se la gioca al comando Cico dei Daltri, ma Colbert WF attacca ancora e passa di forza dopo 700 metri di gara per completare un giro in 58,8. Gli altri staccati. Colbert WF ha preso intanto un paio di lunghezze anche a Cico dei Daltri, che ha cercato di opporsi, ma Colbert è veramente scatenato e ora completa un chilometro in 1:13,6, guadagna sempre più. Ora una ventina di metri su Cico dei Daltri, che si mantiene comunque in seconda posizione quando siamo a poco più di 400 dalla conclusione. Altro parziale svelto, 14,3 per Colbert WF, che va per la quinta in carriera su 7 uscite. Colbert WF entra nettamente in testa al comando, in dirittura d'arrivo, mentre in seconda posizione si mantiene comunque un Cico dei Daltri molto volitivo, ma Colbert WF è di un'altra categoria e viene a vincere nettamente. Secondo posto per Cico dei Daltri, mentre per il terzo emerge Commander Crow a centropista, che ha ragione di Commodore Horse. 1:13,4 per Colbert WF, che così migliora il proprio personale e vince davvero nettamente. Roberto Vecchione, Holger Ehlert a segno da nettissimi favoriti. Secondo posto per un valido Cico dei Daltri, che ha provato ad opporsi finché ha potuto allo strapotere di Colbert WF, mentre al terzo dovrebbe essere Commander Crow numero 6. Ecco qui le immagini che ci propongono il terzo posto di Commander Crow, il quarto di Commodore Horse e il quinto di Capunca.